Sabato, guarda che peperonata ci faccio, guarda. Peperonata? Ora ti faccio consolare veramente. Siete io, se permettete, mi sono fatto cuzzitire la Ma c'è un peperonata. consigliere che te consolo. Assaggiamo insieme? Fa urito, cavo consolato. Ah, buonissimo. Buonissimo, zia buonissimo. Teresa. Fa urito, cavo consolato veramente. Zia Teresa, Salvatore, buongiorno. ciao. Mi sto facendo una bella peperonata. Peperonata. Sì, però non con la pasta. Con Un contorno? contorno, sì, un contorno. Faccio un po' di peperonata, ma lo faccio io. Ora che fate? Tagliate tutto pezzo per A pezzo. pezzettini, Stiamo tagliando le salsicce. mettiamo tutto qua dentro. C'è anche il petto di pollo nella Eh sì, peperonata. è siete- quello che ci vuole. Anche il petto di pollo. Sì. A pezzettini. Questo è pure in mezzo al pane, zia Teresa, una marina. Un po' con l'uccello. Un bello con l'uccello fresco fresco. Bello caldo, metti in mezzo. Ho mangiato buono. Si vede quando tu fai un metti in mezzo al pane. Non come mamma, che ne solo la roba di salumeria e sono metti in mezzo al pane. Confezionato. Confezionate tutte cose. Che conservano. Ovvero, ho mangiato, però mangiare saprito, si sente, si vede. E poi specialmente che quello che fai in mano tua è diverso. Sai che le che ci metto? Sì. Sabato, mo fresco di tagliare e ti faccio come condisco. C'è altre salsicce, sì, altro pezzo di pollo. Ci i vediamo fra peperoni. poco, va bene? I peperoni li state tagliando ora. Eh sì, E ci peperoni. vediamo tra pochissimo. Ok. Ecco qua, Sabato, metto un devo olive nere Olive nere? e mo finisco di completarlo. Poi un po' di tacchino pure. Petto di Mettiamo tacchino? tutto, sì, un petto di tacchino, petto di pollo, salsicce. Ecco qua. Peperoni, a olive. E andiamo a eccola qua. condire. Guarda che peperonata, guarda che ti ho fatto. Bellissima, zia Teresa. Peperone, a olive. E poi Petto di faccio- tacchino, petto di pollo. Metto di pollo, salsicce. Stiamo mettendo... L'olio per fare la peperonata. Stanno gente che mettono pure la cipolla, a me non mi piace. Chi mette la cipolla, chi mette un po' di aglio. Io lo faccio così, normalmente. Perché già sta tutto l'assortimento là dentro. Eh sì, anche io lo preferisco senza cipolla, zia Teresa. Allora ma aspettiamo che si riscalda poco l'olio. Vedi? Ecco qua. Ecco qua. Vedi? E stasera si mangia una bella cena. E non lo posso assaggiare un po' anch'io? Ah sì, no, Ah. no, maschi, ti faccio assaggiare. Faccio da cavia. Prima a te e poi ci do agli altri. Mettiamo il sale. Un po' di sale. Ma poi ci vuole il coperchio? No. Senza coperchio. Così. Allora ci metto una bella, un po' di vino bianco Andiamo a sfumare col vino bianco. e poi faccio che ti faccio mangiare. E che odore che ci sta, zia Teresa, mamma mia. Un odore bellissimo. Peperoni, guarda. Di 5-10 minuti e lo studiamo. Li alziamo pure. Eh sì. E Ecco. qua sono pronto, vedi? Zia Teresa, peperonata pronta? Buonissimo, Salvatore. Un odore bellissimo. Poi ti faccio mangiare pure. Lo stiamo impiattando. Sì. Zia Teresa, sentite una cosa, io ho tagliato pure un cuzzitiello. Ah, dimmi. Me lo volete riempire un po'? Vieni. Mentre voi cucinavate ci ho detto, ma sai che c'è di nuovo? Non ti caricare. Un bello Tu cuzzitiello basta che che parla peperonata. e io ti accontento. E chi ti fa una cosa meglio che questo? Guarda. Mamma mia, bellissimo. La colazione dei campioni. I peperoni sopra. Ed E ecco Maurizio qua. fa un ride, cavolo, faccio sulla... Dopo andiamo all'assaggio, voi provate la peperonata, Ok. così, e io provo cuzzito, guardate che bello. Guarda come che bellezza. Invidiatemi. Siete vedere di qualità. Sabato ti faccio e che ti faccio mangiare? Sabato guarda che peperonata ci faccio, guarda. Peperonata? Ora ti faccio consolo veramente. Siete io, se permettete, mi sono fatto cuzzitire la Ma c'è un peperonata. consigliere che te consolo. Assaggiamo insieme? Fa un ride, cavo consolato. Ah, buonissimo. Buonissimo, buonissimo. siete Teresa. Fa un ride, cavo consolato veramente.